Benvenuti qui su Radio Napoli Centrale nel nostro pomeriggio in musica in compagnia di Salvatore Albino e Gaetano Donatellis. Sigla! Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat, well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Repeat after me. It's a Scooby-Dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a Scooby-Dooby melody. Yeah, I'm the scat man. I'm the scat man. I'm the scat man. Per la tua pubblicità qui su Radio Napoli Centrale puoi contattare tramite un WhatsApp al 329 1184 700. Buonasera a tutti e buon ascolto. Inoltre ricordiamo a tutte le società di calcio che vogliono avere la radiocronaca live dal campo, potete sempre contattare la redazione tramite il nostro numero WhatsApp 329 1184 700 per trasmettere in diretta la vostra partita di calcio. Risto Trattoria Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli, lo chef Renato Guida vi aspetta per degustare tutte le sue prelibatezze. Vi aspettiamo al ristorante Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati sulle nostre frequenze quotidiane di Radio Napoli Centrale.
Buon martedì 13 ottobre 2020, sono le 19:15 primi. Buona serata da Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatellis. Buonasera prof. Buonasera a te Salvatore e buonasera a tutti gli amici in ascolto, quelli lontani, vicini e lontanissimi. Prof, oggi che puntata ci aspetta qui su Radio Napoli Centrale? Cosa ci delizi? Ecco, mi intrattenevo nel dirlo perché è quello che più piace a te, un pomeriggio neomelodico. Pomeriggio neomelodico che doveva andare di scena qui sulle nostre frequenze Radio Napoli Centrale, doveva andare in onda venerdì sera, poi per problemi lavorativi non è andata venerdì sera, poi sabato e domenica abbiamo parlato di sport, ieri siamo stati assenti per motivi tecnici qui su Radio Napoli Centrale. Stasera quindi è arrivato il momento di farvi ascoltare la canzone, gli artisti, il brano, le canzoni della nostra amata terra, della nostra amata Napoli. Però prima di andare in diretta, come sempre prof, prima di leggere un po' le notizie del giorno, che sono tante oggi le notizie del giorno, è doveroso salutare tutti i gruppi Facebook da te capitanati. Eccomi qua allora, saluto tutta la musica che è nel cuore, i favolosi anni 60-70, il gruppo dei balli di gruppo, Donatellis la famiglia, sceneggiati e serie TV telefilm di altri tempi, gli amici della scuola Roberto Placco di Via Tevere Napoli, gli amici del gruppo Soccavo, gruppo per tutti i soccavesi, gli amici del gruppo Noi di Soccavo, il mio gruppo cartoni, anime e film di animazione, il gruppo Totò Peppino alla Nuova Femmina e il gruppo La Municipalità, amministrata sempre dal nostro amico Giuseppe Puglisi. Buonasera a tutti e grazie per l'ascolto. Prof, andiamo a salutare anche tutti coloro che ci ascoltano dai gruppi WhatsApp, i ragazzi delle trasferte del Napoli di Maurizio Valumbo e i ragazzi del Noi Nostri Phon. Inoltre, prof, non dimentichiamo mai di salutare i nostri più assidui ascoltatori e ascoltatrici. Certamente, Salvatore, ci sta la nostra signora Antonietta Napolitano che ci ascolta tutte le sere, almeno spero che ci stia ascoltando anche questa sera. Saluto la mia nipote Giuseppina e tua cugina, Giuseppina Esposito che ci ascolta da Catanzaro, il nostro amico Carlo Senese che ieri sera ha tentato un contatto WhatsApp ma purtroppo non eravamo in onda, e tutti gli altri amici che presto ci seguiranno in questa nuova trasmissione. Prof, andiamo anche a ricordare come seguirci qui durante la settimana su Radio Napoli Centrale. Allora, adesso stiamo camminando insieme pari passo con due iniziative. Allora, di solito quello del sabato e la domenica, quando facciamo la trasmissione del nostro talk sportivo di Non ci rompete il calcio, andiamo per un'oretta in diretta video, diciamo, e poi continuiamo la stessa diretta anche tramite la nostra web radio. Da lunedì al venerdì invece, quando la sera saremo in diretta, è solo per passare dei pomeriggi in musica e dare qualche notizia che arriva dalle notizie del giorno, diciamo, e in più tra una notizia e un'altra ascoltiamo vari brani dedicati alla puntata del giorno. Oggi, come tu hai anticipato, prof, è la serata della musica neomelodica, diciamo, però tra virgolette un po' la musica, perché poi i brani che andiamo ad ascoltare stasera non sono del tutto neomelodici, ma sono musica napoletana, diciamo. Il neomelodico al momento di alcuni brani che mi passate non ne vedo solo di musica napoletana. Andiamo subito andiamo a ascoltare. Seguiranno? Sì. Allora facciamo una cosa, prof, andiamo ad ascoltare il primo brano in programma, Fontunella di Mario Fontanella di Mario Da Vinci. Se ha qualche notizia al merito, così poi dopo l'andiamo ad ascoltare e poi iniziamo con qualche notizia del giorno. Allora, Fontanella, eseguita dal nostro caro e compianto Mario Da Vinci, è stato pubblicato nel 1970. E volevo ricordare che Mario Da Vinci nella vita si chiamava Alfonso Sorrentino ed è nato a Napoli il 14 marzo del 1942
e purtroppo ci ha lasciato appena 5 anni fa, il 10 maggio del 2015. È stato un grande artista sia come cantante che come attore di sceneggiate e ha preso parte pure a qualche film. Andiamo ad ascoltare Fontanella, Mario Da Vinci. Si due ritte chi staisse, chi la caccia proprio me, cagna strada a lungo passo, cerchi non ti fa vedere. Così una punta nelle mie sapi, ognuno viene a bere e se ne va. Ma sta qua tu non fa pace da me, tu che sta seta non mi puoi lavare. Torne nella mare, chi voglio l'acqua e una fontana chiara, sta bocca d'olio in mi fa paura. Torne nella mare. Mamma mia, m'aveva detto, figlio mio non ha pensato, più in cuore si è distrutto, in le mani che la là. Così una punta nelle mie sapi, ognuno viene a bere e se ne va. Ma sta qua tu non fa pace da me, tu che sta seta non mi puoi lavare. Ronne la mare, io voglio l'acqua e una fontana chiara, sta bocca d'olio in mi fa paura. Ronne la mare. Serenata, pronne granate. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il primo brano in programma qui sulla nostra piattaforma di Radio Napoli Centrale nel nostro pomeriggio neomelodico dedicata alla puntata odierna. Abbiamo ascoltato il brano Fontanella cantata dal mitico Mario Da Vinci. Prof, prima di andare con le notizie del giorno ed incominciare a dare anche i dati odierni del caso della pandemia del Covid-19, c'è un post della Giorgia Meloni che mi è saltato all'occhio e lo voglio leggere. Scuole nel caos, porti spalancati, carceri in tilt, decreti confusi e insensati, aziende e italiani vessati e trattati come criminali. Non siamo più disposti a tollerare oltre, pronti a manifestare il dissenso di milioni di italiani verso questo governo. La pazienza è finita. Cosa hai capito di questo post, prof? Beh,
una sola cosa ho capito, che il decreto non è tanto chiaro, perché ci sono alcune cose che non sembrano obblighi ma delle semplici raccomandazioni, come pure si raccomanda di non stare con più di 6 amici in casa, si raccomandano di tenere sempre la mascherina. Alcune cose sembrano non siano più obblighe, capito? Poi ci sta un po' di confusione. Vabbè, ma la mascherina, se in un appartamento ci sono più di 10 persone che non vivono sotto lo stesso tetto, diciamo un po' di pagliacciata ci sta, diciamo, perché a casa mia, a casa di una persona, mica vengono persone strane che tu non conosci, ma la casa viene vissuta dai tuoi parenti. Per persone strane si intendono amici che non si sono congiunti, capito? Come per esempio viene a trovare mio figlio, è normale che siamo senza mascherina, ma se mio figlio porta con sé un amico, o mettiamo tutti la mascherina o se la mette solo con amico. Questo non si è capito bene, sapete come funziona. Però ho sentito un po' il discorso del nostro Premier Conte, che su alcune cose, diciamo, erano giusto delle raccomandazioni, e poi ci assicurava che non verrà nessuno della forza dell'ordine a controllarti in casa se sei 6, 10, 20, 30. C'è anche un post di mia cugina Lucia Nunziante, tua nipote, che ha scritto, anzi scusami, di zia Agostino Donatellis, che ha scritto: se all'epoca se la famiglia come ha scritto, eccola qua, la tenevo mo sotto mano, che mi ha fatto molto ridere. Ecco qua. Ma se tutto questo fosse successo 50 anni fa, mio padre gli avrebbe dato all'ergastolo 11 figli più due genitori, più zia Ninuccia e zia Anna. Tutti quanti penso che non sarebbe successo niente, perché eravamo tutti congiunti, vivevamo tutti in una sola casa. Ci riuniamo. Prof, allora andiamo adesso con i numeri del giorno della pandemia. Posso dirti che è arrivato adesso, i nuovi contagi sono 5.901, disgraziatamente ci sono ancora 41 morti. Per quanto riguarda quello che il comune adesso è balzato in testa è la Lombardia, che ha 1.080 casi. La Campania si mantiene costante, diciamo, siamo a 635 nuovi contagi. E che sì. Lo sai che c'è un contagiato Covid illustre oggi? Io ho saputo stasera per strada, me l'hanno raccontato. Cristiano Ronaldo è stato positivo al Covid-19. L'ha dichiarata l'azienda sanitaria della nazionale del Portogallo. Adesso saranno cavoli amari, perché cosa è successo, prof? La Juve era come Napoli, non doveva lasciare l'albergo, perché il gruppo della squadra il gruppo della società aveva 2 persone positive al Covid-19 asintomatiche, quindi l'ASL nazionale non ha concesso di far partire i calciatori. Invece cosa è successo? 7 calciatori sono partiti per disputare le partite con le rispettive nazionali. E la Juve, per tutelarsi, cosa ha fatto? Quello ne sanno una più del diavolo, prof. Allora, la Juve, per tutelarsi, perché devi sapere, se la Juve non denunciava che i 7 giocatori da soli si sono automuniti, autoesclusi dalla cosiddetta bolla e sono partiti per le rispettive nazionali, la Juve poteva anche rischiare la Serie B. È un cavillo burocratico della pandemia Covid-19 nel mondo del calcio della Lega Serie A. È una regola, è una legge, diciamo. Allora la Juve cosa ha pensato di fare questa mattina? Ha denunciato il fatto, a dire: io non gli avevo concesso di partire per le nazionali, però siccome non possiamo decidere noi società se un giocatore deve o non deve partire alla chiamata della nazionale, di testa loro sono partiti e loro si sono
si sono diciamo auto esclusi da questa sanzione. Adesso poi sarà la legge italiana e la legge federale a condannare alle persone denunciate di aver evaso dalla cosiddetta bolla dell'obbligo di quarantena. C'è una notizia che sto leggendo: attualmente sono 30 i positivi al coronavirus tra i giocatori del massimo campionato. Andiamo a leggere veloce. L'Atalanta ha Marco Carnesecchi, il Genova ha Berami, Biraschi, Brelec, Cassata, Criscito, Destro, Leargher, Males, Melegoni, Pellegrini, Piaca, Scione, Zaik e Zappacosta. È rimasto solo il massaggio. 14 giocatori attualmente c'ha il Genova positivi al coronavirus. Il Verona c'ha Barak e Gunther, 2 giocatori. La Juventus Cristiano Ronaldo. L'Inter c'ha Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Ashley Young. Il Milan ha Duarte e Gabbia. Il Napoli Zielinski e Elmas. La Roma di Avarà e lo Spezia Marchizza. Domenica si gioca Atalanta-Napoli, si dovrebbe giocare sabato, domenica Atalanta-Napoli, e ci sarà il derby Inter-Milan. Secondo te queste partite nel fine settimana si giocheranno? Punto interrogativo. Ma va di contro le previsto? No, perché adesso dobbiamo vedere se la Juve... Allora, innanzitutto la curiosità è vedere il calendario. Allora, calendario Serie A. Vediamo la Juve domenica o sabato contro chi dovrebbe giocare, perché se ha dei positivi adesso in squadra come Ronaldo e l'ASL non deve far partire la Juve. Vediamo contro chi. Crotone e Juventus. Sabato 17 ottobre si dovrebbe giocare Crotone e Juventus. Questa bufera che ha creato la Juve, in questo caso la Juve non dovrebbe partire, dovrebbe restare a Torino, e il Crotone scendere in campo e fare la stessa cosa che ha fatto la Juve contro il Napoli. Certo. Se la legge è uguale per tutti. Però siamo sempre in attesa del giudizio del giudice di cosa dice. Se perdiamo la partita 3-0 a tavolino, se ci danno il punto di penalizzazione, se la partita verrà rinviata. Chi vivrà vedrà. Lo scopriremo solo vivendo, come dice il nostro Aurelio De Laurentiis, il nostro presidente. Come ti dicevo qualche puntata fa, aspettiamo che ci saranno più contagiati nelle squadre di Serie A, Serie B o Serie C, e questo campionato dovrebbe essere fermato, secondo me. Secondo me non doveva proprio partire. La cosa più giusta sarebbe stata proprio questa. Comunque io c'è un'altra notizia anomala riguardo agli spettatori negli stadi. Sì. Prima si diceva che negli stadi sarebbero potuti entrare il 15% degli spettatori in base alla capienza dello stadio stesso, poi sotto c'era scritto non più di 1000. Essere o non essere, questo è il dilemma. Qual è il problema? Se il Napoli ha 60.000 spettatori, il 15% sono giusto 9.000 spettatori. Poi mi dice che devono entrare solo 1.000, non lo so. Poi questi 1.000 sono sempre 1.000 persone che fanno parte degli sponsor, dei familiari dei calciatori, dei conoscenti. Non so se hai seguito la partita Polonia-Italia. A tratti. Sugli spalti non c'erano 1.000 spettatori, c'erano molti di più. Prof, andiamo in musica, dai, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Bene mia? Bene mia. Chi la canta? Bene mia è il maestro Pino Mauro, è un singolo che lui ha scritto e pubblicato nel 1981. Ricordiamo a chiunque vuole dedicare qualche brano a qualche persona particolare, lo può fare tranquillamente,
o tramite i commenti sotto il link in descrizione sulla nostra pagina ufficiale Facebook, oppure scriverla nella chat di Spreaker.com della nostra diretta. Noi andremo a fare la dedica, un saluto a qualsiasi persona voi vogliate, oppure al numero WhatsApp 329 1184 700. Potete mandare anche una nota vocale per un saluto in diretta. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano in un programma qui su Radio Napoli Centrale. Andiamo ad ascoltare l'artista Pino Mauro nel brano O Ben Mio. Pino Mauro. Tre megliagna coppa spalla mia, mentre racconto tutte pene sue, e non sa ancora già che faccio così, mentre se parli e trema come a che, o sa c'ha già sbagliata la colpa mia, o bene mia, e lei la fa sapere. Oh bene mia, non si poteva dire con una parola, cercava prima tutte fa carriera e farla fa vita la signora. Quando guarda cresceva in mezzo alla diciura, io la accarezzavo con pensiero, e più la guardava e più la voleva bene, ma io pensavo che sa credere Cabana damma, sto giorno s'è rubato. Che tengo a che fare con questi lacrime, visto che sono panate non per me, da 10 anni sta vita mia, per tornare di nanna insieme a te. O sa c'ha già sbagliata la colpa mia, o bene mia, se lei la fa sapere. Quando guardava mezzo alla diciura, io me la accarezzavo con pensiero, e più la guardava e più la voleva bene, ma io pensavo chissà credere Cabana damma, sto giorno s'è rubato, sto giorno s'è rubato, sto giorno s'è
Ed eccoci qua, siamo ritornati sempre in diretta qui su Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia di Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatellis. Prof, una delle notizie di questi giorni che purtroppo, anzi approfitto anche per dare le mie sentite condoglianze alla famiglia di Francesco Totti, che ieri ha perso il papà Vincenzo, era già malato da tempo, ma le notizie che arrivano che è morto da Covid-19. Saremo a vedere se poi ci sarà una smentita da parte della famiglia di Totti. Comunque vanno le più sentite condoglianze da parte mia, Salvatore Alvino e prof Gaetano Donatellis e tutti gli amici qui di Radio Napoli Centrale. È vero che c'è un astio sempre contro tutto quello che è successo anche con la perdita del nostro fratello Ciro Esposito, però il tifo, lo sport, il calcio in queste cose passa in quarto piano, no prof? Diciamo non c'è proprio... Certamente, perché quello che è successo al nostro amico Ciro non dipende certamente dalla società calcistica della Roma. Infatti sì. Allora, sono le bande che succedono tra i tifosi. Prof, io a qualsiasi sito di informazione vado ad aprire per commentare qualche notizia, per parlare, sai, di qualche cosa avvenuta durante la giornata, ma arrivano solo notizie della pandemia del Covid-19, diciamo. Qualsiasi sito di informazione vado a cliccare si parla sempre solo del Covid-19. Quello che più riguarda noi campani, diciamo, è il lockdown che c'è stato a Monte di Procida. Sì, ne parlammo nel fine settimana di quel matrimonio di oltre 200 persone che ci sono state. Ormai è accettato, il sindaco ha chiuso parecchie attività a Monte di Procida. Paura in alcuni comuni, lockdown in Campania. La notizia di oggi, 13 ottobre, la Campania registra un leggero calo nel numero delle persone positive al Covid-19, 635 nelle ultime 24 ore su 7.720 tamponi, mentre ieri erano 662 su 7.405 tamponi, ma restano situazioni che destano preoccupazione. Infatti migliorano le condizioni dei pazienti della RSA di Napoli, in cui sono stati trovati 48 positivi, tra cui 28 anziani, 8 suore. A Monte di Procida, al pari di Somma Vesuviana, restano attivi i mini lockdown. Eccolo qua. Al Monte di Procida il sindaco Giuseppe Pugliese ha emanato una nuova ordinanza restrittiva, secondo la quale secondo i dati in possesso del primo cittadino i casi positivi in città sono 62. Allora nel comune del Monte di Procida, prof, ci sono 62 casi accertati di positività del Covid-19, molti collegati alla mega festa nuziale della scorsa settimana. Fino a domenica il sindaco aveva registrato il dato di 33 positivi. La preoccupazione di ulteriori contatti con familiari e con gli ambienti di lavoro ha spinto Pugliese a bloccare gran parte delle attività fino a domenica prossima, 18 ottobre, prolungando un precedente provvedimento che scadeva oggi. Rimarranno dunque chiuse le scuole pubbliche e private, i circoli recreativi, le sale giochi e scommesse, i parchi pubblici e verrà il divieto di attività sportive ed amatoriali. In più è imposta la chiusura dei centri estetici e barbieri. Non solo, imposto a tutti gli esercizi commerciali di sottoporre titolari e dipendenti a test molecolari per verificare eventuale positività. Infine la raccomandazione a tutti i cittadini che hanno preso parte a cerimonie pubbliche e private antecedenti il 9 ottobre di osservare l'isolamento domiciliare per 14 giorni in attesa di effettuare i tamponi. E poi automaticamente tutti i quartieri, le cittadine vicino al Monte di Procida come Bacoli, Pozzuoli, Monteruscello, prof, tutte queste città attorno al Monte di Procida, diciamo, stanno incominciando a pensare veramente a fare anche loro dei mini lockdown, diciamo. Vabbè, se così deve essere, così sia. Però io non trovo giusto, per esempio, che il sindaco di Monte di Procida abbia fatto cessare l'attività momentaneamente ai centri estetici, ai parrucchieri e ai barbieri.
perché quelli sono i posti più controllati, si entrava solo per appuntamento, gli ingressi erano cadenzati, i dipendenti e i titolari erano tutti sottoposti a tamponi, i locali erano sempre sanificati. Non trovo giusto quando poi mi lascia aperti i bar, non dovrei dirlo, i ristoranti, secondo me. Prof, purtroppo la situazione è questa qua, diciamo. Io vado al barbiere qua giù, io non ci vado da 20 anni, no. Però lui lavorava per appuntamenti. Io quando passavo per il negozio c'erano al massimo 3 persone, 3 sedie, 3 persone, 3 dipendenti, compresi i titolari. Tutti controllati, tutti con i dispositivi di sicurezza, non è successo mai niente. I posti controllati, dove c'è possibilità di controllare gli ingressi, i dipendenti, i titolari, ma secondo me è inutile fare questi lockdown. Prof, io sto avendo un po' di problemi a trovare il prossimo brano in programma. Maria di Peppino Giglio. Ho girato. Allora possiamo, giusto per raccomandare il nostro amico che nella vita si chiama Giuseppe Febbraio, possiamo scegliere quest'altro brano. Aspetta adesso che te lo dico. Chissà se muovo bene ancora. Se non ci trova lo accontentiamo la prossima volta. Vediamo se l'abbiamo trovato. No, purtroppo. Chissà se muove bene ancora. Che innamorata Nancy, no vabbè, non sono brani che si trovano in rete. Aspetta, Peppino Giglio, chissà si muove bene ancora. Sì. L'abbiamo trovata, prof, l'abbiamo trovata. A chi la dedichiamo questo brano? Io la dedico direttamente al mio amico Giuseppe Febbraio, in arte Peppino Giglio, che tutte le sere mi alleta con le sue dirette, si diverte a fare il karaoke e interpreta le maggiori canzoni di successo napoletano, anche se richiesta. Andiamo ad ascoltare dalla voce di Peppino Giglio, chissà si muove bene ancora. È già passata un'anna che la sera e tengo ancora un ricordo di te. Questa fotografia che mi lasciate si è consumata pure da vedere. Ci si discordate innamorata, parlavano sti cuore e mo ci sa ci dà carezza, chiamase sta bocca, ci dà stregna di te braccia, ti chiama ancora di intasti sono amore da voglia zitta mia. Chissà se mi può bene per male volte, vorrei sapere a tu stai che fai. Tu sei felice ogni anno per sta amore che non ti sta vicino, ma si è destino che t'ha ancora, forse sta scritto già, ma come corre questa fantasia, solo se giuro luce sto con te. Chissà se ti incontrassi mi sapeva, chissà.
sta scritto già. Ed eccoci qua, sempre in diretta, sempre in compagnia di Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatellis. Prof, che brano abbiamo ascoltato in questo momento? Abbiamo ascoltato il brano cantato dal mio amico Peppino Ciglio, che nella vita si chiama Giuseppe Febbraio, era intitolato Chissà se mi vuoi bene ancora. Voglio ricordare con l'altra canzone che non siamo riusciti a trovare in rete, Marie, Peppino Ciglio aveva partecipato al Festival di Napoli nel 1981. Peppino Ciglio, che cercheremo di avere in diretta con noi qui per un saluto in una delle nostre puntate dedicate al nostro pomeriggio in musica napoletana, giusto prof? È una promessa? Cercherò di contattarlo al più presto. Andiamo subito in musica, prof, andiamo ad ascoltare un po' di brani, un po' di musica, dai, stasera ho voglia di ascoltare musica. Cosa ascolteremo come prossimo brano? Se segui la mia scaletta, Franco Moreno. Bella Stella. Voglio ricordare che Franco Moreno fa parte della grande famiglia Capozzi, che sono tutti interpreti e cantanti e autori della musica melodica e neomelodica napoletana. Ricordiamo che Franco Moreno è fratello di Agostino Capozzi. Tu mi dirai chi è Agostino Capozzi? Chi è Agostino Capozzi? È il grande Mario Trevi. Te lo faccio dire a te, io lo capivo. Sono sempre. Poi anche zio di Gianluca Capozzi. Vediamo, appartiene anche a qualche altro cantante, Franco Sereno, Stefano Fani, Toni Mariano e tanti altri. Penso che qualche altro nipote poi si sarà messo a cantare. Andiamo ad ascoltare Franco Moreno nel brano Bella Stella. Tutto si è nasconuto dentro a me, addoniscione mai te povere. Tu sei l'anima mia, una goccia di sangue, che sente in te vene cammina, ma non posso più vivere così. E a tutto il mondo lascia fa sapere che sto scoppiando a rinde, che sto male. Voglio a Lucca che muore senza te. Oh no, tu in cielo voglio scrivere, tutta gente da sapere che sono troppo innamorata pazza su te. E non da Pedro voglio stendere, a tu passa sempre tu bella stella, che nessuno ti appiccia più. Da oggi non mi voglio più nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita, ma non voglio avere niente più. Ma già lo basta pensare in dall'anima, ma la bene libertà che la camera sta mormaccia via, maccia via. Tutti i discorsi miei parlano di te, perché ogni cosa tua piace a me. Ha già piccia per te una croce fuoco, e come un legno maccia consumare. Oh no, tu in cielo voglio scrivere, tutta gente da
da sapere sotto troppo innamorata pazza su di te. E non t'appetterò, ora voglio stendere, a tu passa sempre tu, bella stella, che nessuna t'appiccia più. Da oggi non mi voglio più nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita, ma non voglio avere niente più. Ma c'ho la vasco pensare in dall'anima, ma la bene libertà che la camera sta amore m'ha già pigliato, m'ha già pigliato, m'ha già pigliato. Sia vita mia, E dalla mitica voce di Franco Moreno abbiamo ascoltato il brano Bella Stella. Prof, c'è una notizia dal sito di informazione internapoli.it che vado a leggere. Truffe sui tamponi, non so se tu hai letto la notizia. Sciacalli del Covid a Napoli, tamponi falsi e scaduti, medici e infermieri nei guai. Nella mattinata odierna il NAS Carabinieri di Napoli, coadiuvato da militari dei comandi provinciali di Napoli e Caserta, ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, dal PM della dottoressa Maria Di Mauro, a carico di personaggi e società orbitanti nel settore sanitario. I destinatari del provvedimento sono indiziati di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati di truffa ed esercizio abusivo della professione sanitaria, tendenti alla regolare esecuzione di tamponi rinofaringi nell'ambito dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Le attività sono scaturite da alcune verifiche, accertamenti e controlli eseguiti da militari del NAS sulla filiera organizzativa deputata allo screening sanitario, finalizzate a stabilirne la regolarità sia sotto il profilo legittima autorizzativa sia sulla idoneità della professione impiegata. Sciacalli del Covid a Napoli, tamponi falsi e scaduti. I successivi accertamenti hanno consentito di svelare un'organizzazione composta da persone sanitarie, alcune di quali convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza del 118. Attraverso apparecchi elettromedicali e kit strumentali risultano non regolamentari, ovvero non idonei per lo specifico test diagnostico e quindi potenzialmente pericolosi anche per il difendersi dell'epidemia. Prof, c'è anche questo da raccontare, non basta la paura del Covid, adesso dobbiamo stare anche attenti dove fare il tampone, diciamo. Purtroppo è sempre esistito gente che ha speculato sui guai degli altri, è sempre stato così, in qualsiasi occasione in cui c'è bisogno di un aiuto cercano sempre di speculare, non ci sono risultati. Vabbè, ma come si fa? In un momento come questo mondiale? Non lo so come hai definito questo. Sciacalli è un complimento. Prof, voglio dare anche una informazione di servizio per chi ci ascolta, se può essere di aiuto. Allora, oggi che è, ripeto, martedì 13 dicembre 2020, c'è il Premium Day di Amazon. Praticamente chi ha un abbonamento, eccolo qua, fino alle 23:59 di oggi trovi su Amazon in offerta migliaia di prodotti per l'Amazon Prime Day. Poi sul sito ci sono una pagina dedicata a tutta la merce che è in offerta speciale su Amazon.
oggi fino alle 23:59. Chi come me ha un abbonamento Amazon Prime può avere tanti prodotti a prezzi veramente da urlo. Questo lo dice il noto Salvatore Aranzulla, colui che su internet è stato uno dei primi a collaborare con Google. Tu qualsiasi problema avevi o hai ancora oggi per PC, tablet, computer, telefonia, qualsiasi cosa che non ti funziona, scrivi il problema su Google e Salvatore Aranzulla ti dà sempre la risposta esatta. Lo conosco benissimo Salvatore e posso dirti che è stato il mio maestro ai primordi di quando ho incominciato a metterti al computer. Prof, il prossimo brano in programma qual è? Ci abbiamo Alessio. Quale brano? E ora è verità. E ora È verità. andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Alessio E ora è verità. Alessio. Volevo solo dire che dimmi. questo è stato tratto dall'ultimo album, perché è del 2020, così mi dicono. E l'album è omonimo, si chiama anch'esso, intitola anch'esso E ora è verità. Voglio ricordare che Gaetano, stavo dicendo Gaetano appunto, adesso nella vita si chiama Gaetano Capucci ed è nato a Ponticelli, giusto per la cronaca. Andiamo ad ascoltare il brano Alessio E ora è verità. Fermati, 2 minuti solo per parlare. Fermati, per favore cerca di capire. Non fare così, non da kundunda. Fermati, non è questo il modo per amare. Fermati, non è tempo di continuare. E ora è verità, moda già la sa. Tengo una storia che non ha trascurato. Tengo mezzo cuore che non guerra non va fa. Freddo mi scuiava, rindoletto ti imbrogliava. Mezza camminata non ti ci portata a fa. Tengo una vita, sono sposato e giaconato. 2 creature a casa che mi chiamano papà. Tu ci sei caduto perché non sapevi niente. Non sapevi niente, se non mi stai peccando. Andavo là, mi facevo più non male. Mai non sentimento ci saputo accarezzare. Quando mi volevo rindoletto mi suonava. La mattina a fianco a te tutto niente ci sta. E c'è un momento che ci ho fatto mai contento. L'unico rispetto l'ha già fatta dignità. E stasera quella finta maschera è caduta e mi ha condannata alla mia falsa libertà. Che uomo a metà. Vattene, dai ti prego lasciami morire. Vattene, non è più il momento di ingannare. Ora sono io che ti perderà. Tengo una storia che non ha trascurato. Tengo mezzo cuore che non guerra non va fa. Freddo mi scuiava, rindoletto ti imbrogliava. Mezza camminata non ti ci portata a fa. Tengo una vita, sono sposato e giaconato. 2 creature a casa che mi chiamano papà. Tu ci sei caduto perché non sapevi niente. Non sapevi niente, se non mi stai peccando. Andavo là, mi facevo più non male. Mai non sentimento ci saputo accarezzare. Quando mi volevo rindoletto mi suonava. La mattina a fianco a te tutto niente ci sta. E c'è un momento che ci ho fatto mai contento. L'unico rispetto l'ha già fatta dignità. E stasera quella finta maschera è caduta e mi ha condannata alla mia falsa libertà. Che uomo a metà. Ci ho fatto mai contento. L'unico rispetto l'ha
ci ha fatto dignità. E stasera quella finta maschera è caduta e m'ha condannata la mia falsa libertà. Che uomo a metà. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il brano di Alessio, ora è Verità. Prof, abbiamo un ospite in linea, giusto? Sì, certamente, lo vedo benissimo dal mio WhatsApp. Abbiamo in linea il nostro amico Carlo Senesi. Adesso momentaneamente si trova a Pianura e ci sta telefonando da Pianura. Buonasera Carlo, buonasera da te. Ciao, buonasera Gaetano, buonasera Salvatore. Ed è sempre un'emozione sentire la vostra voce perché siete dei cultori. Grazie, molto gentile. Avervi in diretta. Avervi in diretta oggi è una cosa bella, avere un nostro assiduo ascoltatore, no prof, averlo in diretta. Certo, perché Carlo ci segue da tantissimo tempo, diciamo da parecchi mesi ormai, e volevo dire che prima abbiamo messo come primo brano di apertura un brano di Mario Da Vinci, Fontanella. Allora Fontanella è un brano del 1970. Posso dire che sei parente di Mario Da Vinci? E come no? Io ero il fratello di papà. Lo diciamo in diretta, ma Carlo Senese è nipote e quindi cugino di Salvador Da Vinci, vero? Sì, grazie. Questo ci fa molto piacere. Signor Carlo, c'è qualche brano che vuole ascoltare stasera in diretta, ma così ve lo dedichiamo? Ma di mio zio possiamo ascoltare alcuni brani degli anni 70, anni 80, però lui ha fatto anche qualche altro brano, per esempio di Vian, nel corso degli anni. Lui ha cantato quasi tutti quanti gli autori, però mi farebbe piacere ascoltare Acquarello Margellina. Bella scelta. Allora, ma anche per la sua voce, per la tonalità della sua voce. Andiamo ad ascoltarla, dai, allora Vediamo se l'hai trovato? Hai trovato Salvatore? Penso di sì, penso che è facile a trovarla. Salvatore, perdonami, posso fare nel frattempo diciamo le sciagure per di mio zio, perché lui era molto attaccato a me come io ero molto attaccato a lui. Noi ci vedevamo tutte le settimane a Mergellina, dove lui abitava, fuori a Bastiano, ed era un aneddoto che mi ha raccontato, che poi se avrà piacere di venire in trasmissione ti racconterò. Va bene. Alla Torretta abitava tuo zio, vero Carlo? Lui abitava via Giampalasce, sì. C'è qualche aneddoto particolare che ricorda, che avete passato insieme a vostro zio Mario Da Vinci? Qualcosa che vi ricorda, che è impresso nella mente, così la condividiamo insieme? Personalmente, sai cosa mi ricordo io? Cosa? Mi ricordo che quando lui, perché è venuta anche la fiacca, per ogni allestizia c'è sempre la fiacca, no? Lui andava in galleria, perché all'epoca si andava in galleria per cercare lavoro. Sì. E Raffaele Mallozzi, un grande autore, quello che ha scritto Mucchi Rose, capolavori della musica napoletana, diceva: non ti preoccupare, verrà anche il tuo tempo, non ti preoccupare, verrà anche il tuo tempo. E lui poi negli anni del 76 85, 86 ha sfondato con la sceneggiata che è stata rivisitata da lui, con il figlio Sal. Sì, Sal Da Vinci bambino. Un grande profeta. Raffaele Mallozzi lo ricordo con piacere, perché io l'ho frequentata la casa di Raffaele Mallozzi, nonostante era giovane io,
perché io sono cresciuto fra le persone anziane per acculturarmi sempre. Una cosa che mi accomuna E sono anche la grato mia a queste persona. persone. Io ascolto sempre quando una persona adulta parla e racconta qualcosa, diciamo, perché essendo Sì. molto legato alla mia terra, alle mie origini, al mio senso di appartenenza, infatti non a caso, Poi diciamo. si dice a Napoli, perdonami, No, dite. ti dico un detto napoletano, si dice a Napoli, fratello, c'è meglio delle funici spese, ed è la verità. Esatto. Come Sì. stavo dicendo, proprio anche questa la nostra radio qui, la Radio Napoli Centrale, l'ho voluta chiamare fortemente in questo modo per dare proprio quel senso di appartenenza, di dare lustro Sì, e voce alla nostra Napoli, e la difenderò sempre in qualsiasi posto del mondo dove mi troverò. Grazie mille signor Carlo Senese di essere stato ospite qui questa sera sulle nostre frequenze di Radio Napoli Centrale. Mi raccomando, sempre basta un mi piace quando ascoltate la diretta o uno dei nostri podcast. Ma E io noi- sono stato onorato innanzitutto per Raffaele, che è un grande cultore della musica ed è non è napoletano, è cultore della napoletanità. Bravo, Gaetano sì, è una È cultura. è diverso, essere napoletano è una cosa e la napoletana è un'altra cosa. Esatto. Grazie mille per essere stato con... Carlo, adesso Vai, prof, di. volevo dire che adesso ci dedichiamo la canzone della Lì Scelta, e insieme a Carlo volevo Sì. salutare il fratello Luciano, lo Grazie. storico fioraio di via Sanzao Manna a Soccavo. Sì. E noi siamo una famiglia Facciamo un di... grosso abbraccio. Sì. No, che Stavo perdona. facendo i saluti finali. Sì, dimmi. Volevo dire, ti saluto con un grosso abbraccio virtuale, e poi magari quando ci vedremo da vicino lo facciamo da Caffè pagato, signor Carlo. Per l'amor del cielo, Salvatore, dammi del tu. Va bene Carlo, allora appena sarò per Stoccavo ci contattiamo tramite WhatsApp, e il caffè è pagato da Radio Napoli Centrale. Grazie per essere stato con noi. Allora, se è piacere, poi la prossima volta partiamo da Caruso e fino per me. Allora facciamo una cosa, fino agli anni 60. per settimana prossima organizziamo nell'altro pomeriggio di musica napoletana, la organizzate voi e Gaetano, i brani da mettere in puntata. Non ti preoccupare, non è piacere con Gaetano. Gaetano è un grande cultore, per l'amor del cielo. Va Un benissimo. sanguigno. Esatto. Grazie assai e buona serata. Grazie Gaetano, buonasera e buon proseguimento. Io ti definisco l'enciclopedia della canzone napoletana. E ti ringrazio, sai perché? Perché proprio, cioè io, perdonami se ti rubo, posso rubare un È minuto? casa vostra, Radio Napoli Centrale Sì. è casa vostra. No, casa tua, non casa mia. Devi darmi del tu. Allora, perdonami, cioè proprio in settimana, no? Mi dice a vedere alcuni filmati, cioè Michele Ma, che l'ha scritto Salvatore Rosa, sai chi è Salvatore Rosa? Ditemi. Come non conosco. Che tutti quanti dicevano quello è anonimo, invece no, l'ha scritto Salvatore Rosa Michele Ma. E da lì partono i cantici nei campi addirittura, e poi vengono le lavandaie, e poi non ne parliamo poi. Non ne parliamo, lo spazio culturale che abbiamo noi, nessuno ce l'ha. Oggi fanno. Perdonami. Un grande artista, un pittore, ed anche un buon poeta. Un buon poeta è un difensore della patria, cioè della patria napoletana, però parliamo, non dell'Italia. No, napoletana, qua parliamo solo di Napoli. E voglio solo annotare una cosa. Oggi sono 205 anni che è morto il re di Napoli, Murat, Gioacchino Murat, che ha dato tanto lusso alla nostra città. E qua inviti a nozze Salvatore, mio nipote, lo speaker, come dici tu. Lui è un cultore del regno delle due Sicilie. Delle due Gruppo Sicilie. Borbonico e Regno delle due Sicilie, quella è la vera Napoli per me. Sì. Grazie. Non parliamo delle pulsazioni, se non ci intossichiamo. Viva Napoli comunque. Viva Napoli sempre. Allora facciamo una cosa, prof. Ciao, Carlo,
Adesso andiamo subito con il prossimo brano in programma di Mario Da Vinci, Acquaiole Margelline, e dopo di questa chiudiamo la serata con l'ultimo brano in programma di Michele Ma, dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Napoli Centrale, a tutta Napoli, a tutti i napoletani. Grazie signor Carlo, vi auguro una buona serata. Grazie, onorato, buona serata. Ciao Gaetano, buonasera a te. Grazie. Allora andiamo subito con il prossimo brano in programma, la dedichiamo tutta al signor Carlo Senese, il nostro assiduo ascoltatore che abbiamo avuto ospite qui in diretta su Radio Napoli Centrale. Andiamo ad ascoltare il brano Acquaiole Margelline di Mario Da Vinci. Acqua fresca c'è sta una banca e l'acqua margellina tutta infiorata e carga di limone, ma che la che mi piace è l'acquaiola, una luce nella bella come sole, e l'acqua in tempo è gelata, e io dico che me ne voglio ghiacciata, acquaiole margellina di una vaccina valpone, 100.000 vasallone, cazzo a cassa in bocca a te, facciamo un maraccialato, mi facesse una bevuta, chiudo guarda e tu mi suona, come spriamo sto limone, spremessa ambiente a me. Oi guarnerindo meglio era controllo, ma leva sera chiusa e scende d'amore, pensando a Carmenella all'acquaiola, appiccia come fosse un bengale, e faccia quell'acqua con limone, invece a me ci va mezza ambagliana, acquaiole margellina, tu sei buona e si ciacione, quando fai sto pizza a riso, vedi che perla in bocca a te, questi mummara gelata, pure la capaccia perduta, si mi sono buffata che mi faccia limonata, io mi sento rinfrescata. C'è sta un marito che l'adoro naso, ma parotello tanto che è geloso, però non te ne sangue in te vene, e sì che è lungo e con mano stacchina, ma Carmenella guarda sto guaglione, e canta sempre agna d'olimone, acquaiole margellina, tu si vera una ciacione, io non so che c'è dietro, ti da spocchia a brummare, questi carne a volutare, questa bocca che è squisita, questi carne questa faccia, io ti voglio in da sti braccia, tutta la vita un braccio a me.
questi carnavali voludate, questa bocca che è squisita, questi carnavali sta faccia, e voglio in sti braccia, tutta la vita un braccio a me. Ed eccoci qua, siamo ritornati sempre qui in diretta su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Mario Da Vinci il brano Acquaiole Margellin, brano dedicato al nostro assiduo ascoltatore che abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di avere qui in diretta sulle nostre frequenze di Radio Napoli Centrale, il signor Carlo Senese. Carlo Senese che ha una famiglia di artisti partenopei, è persona molto molto acculturata e preparata su tutto quello che si parla di Napoli, sia di storia, abbiamo parlato anche un po' di storia, di antologia napoletana e dei brani cantati dalla vera musica napoletana. Prof, allora prima di andare con i saluti finali voglio dare una notizia di sollievo per i tifosi del Napoli prima e poi per le persone coinvolte in questa storia. Isolamento finito per i calciatori del Napoli, ora potranno tornare a casa. È finito l'obbligo di isolamento per i calciatori del Napoli che quindi lasciano il ritiro di Castelvolturno. Lo rende noto il club azzurro. La UOPC Capua si legge dell'ASL di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni in seguito all'ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il training center di Castelvolturno e quindi si torna tutti a casa. Gli azzurri erano in isolamento dal 6 ottobre. Come notizia finale va più che bene, tutto bene, quel che finisce bene, restano solo Zielinski e Elmas coinvolti al Covid-19, ma a quanto pare anche loro gli ultimi 2 tamponi sono negativi. Per loro adesso ci sarà allenamenti di recupero, visto la sosta forzata di non allenarsi per 14 giorni. Invece dal 6 ottobre a stamattina il resto della squadra si è allenata professionalmente, come si poteva anche vedere dalle immagini postate dai propri profili ufficiali, quelli di Mertens e Kalidou Koulibaly, che scherzavano l'altro ieri sui propri profili ufficiali che se non finiva questa quarantena dagli allenamenti che stanno facendo dalla mattina alla sera potevano pensare anche di cambiare sport, di passare al calcio, al culturismo. Prof, prima di andare con l'ultimo brano in programma che abbiamo detto è Michele Ma, giusto prof? Esatto. Hai qualche informazione sotto mano per questo brano o andiamo direttamente con i saluti finali? Andiamo direttamente, come ha detto Carlo Senese, il nostro amico Carlo Senese, è stata scritta da Salvador Rosa. L'anno preciso non lo so, ma comunque poi lo faremo sapere. Allora facciamo una cosa, prof, vai direttamente con i saluti finali e poi ascoltiamo l'ultimo brano in programma. Va bene, saluto in modo conciso e rapido tutti gli amici dei miei gruppi, quelli vicini, lontani e lontanissimi, tutti gli amici dei gruppi WhatsApp, e in particolar modo saluto la signora Antonietta Napolitano, nostra cugina e tua cugina e mia nipote Giuseppina Esposito che ci ascolta da Catanzaro, e saluto di nuovo cordialmente con un grosso abbraccio il nostro amico Carlo Senese, che stasera ci ha onorato della sua presenza anche se telefonica. Insieme a lui saluto il fratello Luciano e tutti gli amici di Soccavo. Buonasera a tutti. Prof, Michele Ma l'andremo a ascoltare dalla voce di Murolo, va bene? Di Roberto Murolo? Certo, è una voce storica della canzone napoletana. Allora, prima di ascoltare l'ultimo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale, il brano scelto mentre parlavamo e chiacchieravamo della musica napoletana con il nostro ascoltatore Carlo Senese, Michele Ma, abbiamo deciso di farvelo ascoltare come ultimo brano in programma
il prof già ha congedato tutti i gruppi Facebook con il saluto finale. Io vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano quotidianamente dalla nostra pagina ufficiale Facebook intitolata sempre Radio Napoli Centrale, e andiamo a salutare anche chi ci ascolta tramite tutti i canali di informazione della nostra web Radio Napoli Centrale. Vado a salutare chi ci ha ascoltato in diretta qui su Radio Napoli Centrale presso l'applicazione di Spreaker.com, che vado a ringraziare sempre l'azienda che ci permette di essere qui in diretta quotidianamente e stare insieme ascoltando buona musica. Inoltre vado a salutare chi ci ascolta poi da tutti i canali di informazione, vado per esempio Spotify, YouTube, Heart Radio, Apple Music, Podcast Apple, iTunes. Veramente un grazie di cuore a tutti voi che ci ascoltate da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento della vostra giornata. Appuntamento, spero, io do sempre l'appuntamento per il giorno seguente, do sempre l'appuntamento per domani, però chi ci ascolta quotidianamente sulle nostre frequenze di Radio Napoli Centrale sa bene che di solito il mercoledì e il giovedì facciamo un po' di fatica ad andare in diretta, visti gli orari di lavoro che vanno oltre alle 7 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, però cercherò sempre di essere in diretta e condividere un po' di tempo insieme. Grazie al prof Gaetano Donatellis, grazie prof per essere stato con me questa sera in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Ti auguro una buona serata, appuntamento a domani. Buonasera prof. Ciao Salvatore, e ho trovato quello che riguardava la canzone di Michele Ma, è un brano scritto addirittura nel 1600 e trovato in una raccolta pubblicata e scritta da Salvatore Rosa. È una canzone che è stata scritta all'epoca delle prime invasioni turche nel 1600. Appuntamento a domani, arco temporale di inizio trasmissione 18/19, quello è l'orario che saremo in diretta con un altro pomeriggio in musica targato Radio Napoli Centrale, sempre con la collaborazione del prof Gaetano Donatellis per la sua scaletta musicale e per la notizia, per andare a leggere un po' le notizie del giorno. Buonasera a tutti, un abbraccio, a domani sera. Buonasera a tutti da Salvatore Avvino e Gaetano Donatellis. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Riparti col turbo. È nata a mezzo mare Michele Ma, è nata a mezzo mare Michele Ma. Oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola. Li turcă să-nci vană Michele Ma, li turcă să-nci vană Michele Ma. A riposare, a riposare, a riposare, a riposare. Chi per la cima e chi Michele Ma, chi per la cima e chi Michele Ma. Per lo streppone, per lo streppone, per lo streppone, per lo streppone. Viata chi la vence Michele Ma, viata chi la vence Michele Ma. Custa figliola, custa figliola, custa figliola, custa figliola. Sta figliola che figlia Michele Ma, sta figliola che figlia Michele Ma. Oi de notare, oi de notare, oi de notare, oi de notare. Empiet partana Michele Ma, empiet partana Michele Ma. Stella Diana, Stella Diana, Stella Diana, Stella Diana.
può fa morire l'amante Michele Ma, Michele Ma, può fa morire l'amante Michele Ma, Michele Ma. Adduia, 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 adduia.